ci credete e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete far innamorare. E lentamente tu mi hai cagnata la vita, ma vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quanto amore sta amore ce l'ha. Sì, ma più bello del mondo e mai niente ci può separare. Buonasera a tutti. Buonasera mondo! Ogni carezza è un'emozione nuova, troppa sta bella per me. In te vase che dai mi fai crescere te, e sto cuore ti va sempre più. Ragazzi, condividete la diretta! Si stiamo lontani, non potremmo restare senza noi. E com'è bella te vuole, tutte volte sempre più. Per campare e morire in te braccia, noi e fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento con la libertà. Tu sei la verità, camarata mia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te in tesoro miei. Buonasera! Buonasera a tutti. Buonasera mondo, buonasera, sono Franco Moreno, siamo in diretta sulla mia pagina Facebook, mi raccomando condividete questa mia diretta, se per favore mi fate mi piace, perché quando più mi piace ci stanno è tutto gratuito, non viene caricato, scaricato niente dal vostro credito, è tutto normale. Allora, prima di iniziare, ritenetevi salutati tutte le persone che mi messaggiano. Come mai non arrivano i messaggi? Là sopra? No, qua giù. Non so che è successo. E allora, eccolo qua. Allora, tutte le persone che mi messaggiate, Marco Romano, Tumminello, quella della Germania, ritenetevi tutti salutati, perché voi sapete, poi dopo vi do un'altra bella notizia che faremo domani sera. Perché poi qualcuno mi sta dicendo però Franco non è bello che non mi saluta a me, non saluta a chi, lo so, vi capisco, però sappiate che io ho un'ora di tempo. La famiglia Toscano. Un bacio alla famiglia Toscano da Catania, alla famiglia Cannata da Palermo, chiaramente, ma un saluto in particolare per i miei amici Lino Ferrara, il cantante, Savio Cavallo, cabarettista comico, Mimmo Taurino, perché ci sentiamo telefonicamente, ci facciamo compagnia, no, la mattina, voglio come stai, che si dice... Lino Tozzi, Alberto Selli, Anna Russano, Sciosciò 48, che voglio bene, e poi a Stefano Paticola, un ragazzo di Palermo che canta che io voglio bene veramente, e poi a Michele, come si chiamava l'amico nostro? Michele di Palermo. Aiutami Stefano, Michele che crede in Dio, che porta la parola di Michele Dio. D'amico. Un bacio a Michele. E allora voglio dirvi che siamo sintonizzati anche con 3 emittenti americane, per cui il promotore di questa storia è Paolo D'Alterio e Gianluca Morgan, che poi mi hanno detto una bella notizia, che Morgan TV si è riattivata e sta mettendo in onda delle belle cose, per cui siamo in contatto diretto con il signor José Barone da New York, da Los Angeles e da New Jersey. Le televisioni che stanno in contatto con me in diretta è Ciao USA, TV Italy
e TV Io Tievo. Per cui tutti ci stanno vedendo anche da tutti gli Stati Uniti d'America. Poi mando un saluto agli amici dalla Germania, mando un saluto agli amici dal Belgio, mando un saluto agli amici dalla Francia, mando un saluto a tutti gli amici che stanno dal nord Italia fino alla Sicilia, fino a giù. Tranne quel signore, come si chiama? Chi? Quello là Gambino? quello là che ha detto che il sud è inferiore. Ah, ma lo dobbiamo chiamare, come si chiama? No, come si chiama? Feltri. Ecco, il frittro. Filtra. Tranne quello non lo saluto. E allora, poi voglio dire che se voi mi fate sempre mi piace e condividete questa diretta, la cosa diventa sempre più bella. Un'altra bella notizia che ho pensato, poi se voi siete d'accordo, mandatemi un messaggio e dite sì, di fare una serata che io vi racconto la mia storia musicale, mentre che per esempio domani sera vorrei fare una diretta sempre alle 6:30 però, no alle 5:30, con Franco Moreno a richiesta, che voi mi mandate un messaggio, però senza fare dediche. Franco mi fai sentire Bella Stella, Franco mi fai sentire questo, mi fai sentire quello, e io ve la dedico. E poi dopodomani facciamo la storia, ok? E poi un'altra bella cosa. Voglio dire a tutte quelle persone, perché ho visto su TikTok che un sacco di giovani, proprio giovani, ragazzi, bambini, signore, stanno facendo il video della mia canzone nuova che si chiama A coppia più bella Rumun, tratto dal mio ultimo lavoro che ho fatto nel 2020, poi con questo virus corona non si è capito più niente, per cui è rimasto un attimo là. Siccome che la cosa mi piace, io vi invito a tutti quelli che amano la musica di Franco Moreno, agli amanti della mia musica, facciamo in questa maniera: voi fatemi dei video su TikTok e me li mandate su TikTok, io li vado a vedere. Fra un 15-20 giorni, quando si calmerà un po' l'acqua, io faccio 5-6 persone, dalle 5-6 persone faccio vincere il più bel video che mi avete mandato. Che cosa vincerete? Vincerete 10 CD di Franco Moreno, ma no 2020, 10 CD che voi scegliete. Dite: Franco, io voglio 10 CD regalati, per esempio, voglio Bella Stella, Fai amore con non mi sposate, Un frate grande, Franco Moreno 2020, Maria Celeste, Ritorno a m'abbracciare, L'anniversario, o Cellulare. Scegliete voi i CD che volete vincere. Sono 10 CD originali di Franco Moreno, però scelti da voi, ok? Non so se sono stato chiaro, su TikTok me li dovete mandare, va bene? E allora, poi per quanto riguarda queste puntate, se qualcuno non ha visto la prima, la seconda, la terza, andate sulla mia pagina YouTube e scrivete Franco Moreno, la mia storia, e trovate tutte le puntate. Per qualcuno che vuole vedere il mio disco nuovo, sempre su YouTube, scrivete Franco Moreno 2020 e trovate tutto il disco nuovo, più i video, ok? Ragazzi, non mi mandate questi messaggi così lunghi perché non li posso leggere. Allora, c'è un messaggio che devi salutare a tutto l'ospedale civico di Palermo, Ecco. che sono in sintonia con te. Sì, c'è un ragazzo che fa l'infermiere, però non mi ricordo il nome, ho letto un messaggio stamattina che mi diceva che lui fa avanti e indietro dal pronto soccorso, è un infermiere, e canta le mie canzoni e fa compagnia agli ammalati di Palermo. Per cui grazie infermiere, dai un bacio a tutti gli ammalati degli ospedali di Palermo e mando un bacio a tutti gli ammalati negli ospedali del mondo. Ok? Ragazzi, condividete questa bella diretta e fate mi piace. Vai. Un saluto alla famiglia Pollara Benni e un saluto a Filippo Mollame e Rosi. Un saluto anche da parte mia, aspetta un attimo, per la famiglia Mollame, Filippo e la sua ragazza e la famiglia della ragazza. Andiamo alla storia. Ogni tanto guarda là perché c'è l'orologio. Allora, qualcuno dice: perché guarda sempre là? Non ci sto cardillo, sta l'orologio. E allora, stasera si parla della quarta puntata, siamo arrivati all'anniversario. L'anniversario nasce perché Franco Moreno, litigando con la Vis Radio, perché io ero un po' compicciuso tempo fa, poi ho detto: ma mi faccio i fatti miei, meglio farsi i fatti suoi che i fatti degli altri. Litigai con la Vis Radio e me ne andai via, andammo in causa,
Chi ha vinto e chi ha perso, vabbè, non fa niente. Me ne sono andato e dalla Vis Radio mi comprò la Visco Disco dell'amico del grande maestro Augusto Visco, e mi propose di fare 3 CD con lui, chiaramente sempre comprando il cantante, perché una volta i cantanti non erano come adesso, che ognuno si produce da solo. C'erano le discografie che si compravano gli artisti, gli davano una cifra, si faceva un contratto triennale, quadriennale, quinquennale e poi si andava avanti. Passando da questa Vis Radio alla Visco Disco, il maestro Augusto Visco in quel periodo si era comprato Gigi Finizio, che aveva fatto un disco che si chiamava Smania. Te voglio tanto bene, che non mai capì, e faceva parte della Visco Disco. Il papà del grande Gigi Finizio, alla quale io saluto con stima e con tantissimo di rispetto, perché è uno dei cantanti napoletani che ci rappresenta nel mondo con dignità, con professionalità e con umiltà, una persona per bene, perché fare musica napoletana vuol dire pure essere una persona per bene, va bene? Che la canzone napoletana è smoking, è papillon, è eleganza. Io saluto Gigi Finizio, ciao Gigi, buonasera, forse qualche giorno vedrai questa mia diretta e io ti sto salutando perché ti stimo e ti voglio bene, come saluto Rino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Carmelo Zappulla, Mauro Nardi e tutti gli altri amici miei cantanti, tutti, Russ e Piccerill, anche i giovani nuovi talenti, i bravi. E mi chiamò il papà di Gigi Finizio e mi disse: senti Salvatore, perché io all'anagrafe mi chiamo Capozzi Salvatore, ci sta mio figlio Gigi che ha scritto una canzone, cioè c'è il Gigi che ha musicato una canzone e il testo l'ha scritto il maestro Vincenzo Polverino. Mio figlio ha detto: te la vorrebbe far sentire, te la vuoi sentire sta canzone? E io andai a casa di Gigi Finizio, a Foria, Rinduvi che rimbrallare, così si chiamava, mi ricordo che mi dissero si chiamava così, e lì c'era pure Radio Antenna Foria. Andammo a casa di Gigino, salimmo sopra, c'era la mamma e il papà, Gigi era piccolino, era proprio giovane, piccolo, e mi fece sentire questa canzone che si chiamava Innamorati, gli innamorati, i fidanzati, una cosa del genere, e durava 8 minuti, 8 minuti. E il maestro Vincenzo Agrillo disse a Polverino, al maestro Polverino e a Gigi Finizio, perché Agrillo già era uno che aveva fatto un sacco di successi con Pamela Paris, eccetera, disse: ragazzi, però secondo me è un po' lunga, non la possiamo accorciare un poco, perché 8 minuti una canzone è lunga. Difatti accorciandola, diventò 5 minuti e dispari, che mo ve la faccio sentire, e la canzone si chiama L'anniversario, e con questa canzone gli altri dischi furono grandi successi, ma questa qui fu una bomba atomica, perché pensate un poco che in un anno l'anniversario ha venduto 185.000 copie, 185.000 dischi, ma non detto a parole, perché poi ci stanno i bollettini dall'epoca che la SIAE mandava i diritti d'autore, manda ancora oggi, e per cui c'erano 180.000 copie originali vendute e poi si parlavano ancora di 150.000 copie taroccate, come si dice a Napoli, favez, per cui su 3-4, comunque non vi so dire, ascoltatela, vai. L'anniversario, Polverino, Gigi Finizio, canta Franco Morino. Pronto, chi è? Ciao Franco, sono io, Patrizia. Caro, scusami del ritardo, ho avuto da fare. Cos'è? Forse credevi che avevo dimenticato l'anniversario del nostro fidanzamento. Per favore, vorrei salire. Mi apri il portone del palazzo? Sì, subito, Patrizia. Fate mi piace, vai! Finalmente sei venuto, quanto tempo ci aspettavo.
Franco. Padri, ma io... Patri, ma i da stress, carice, diciamo, non mi chiamate, siamo in diretta. Allora, ragazzi, qualcuno mi diceva sempre Franco Morello, ma chi è la voce di questa ragazza che parla in questa canzone? La ragazza che parla in questa canzone è la sorella di Gigi Finizio, che vi dico la verità, non mi ricordo il nome, perché serviva una ragazza che parlava bene l'italiano, perché all'epoca non è che si facevano le canzoni giusto per. Essendo che io in questa canzone ero figlio di un professore universitario, allora la mia innamorata, la mia fidanzata doveva parlare italiano perfetto, e la signorina all'epoca è la sorella di Gigi Finizio. E poi qualcuno mi dice pure, per esempio, Franco, ma poi la sceneggiata, sì, la sceneggiata all'anniversario, abbiamo fatto poi l'anniversario, la sceneggiata, perché fu un boom enorme, una bomba atomica, e mi ricordo che abbiamo iniziato dal Teatro Lopez, poi abbiamo fatto il teatro a Fuorigrotta, che non mi ricordo i nomi, poi abbiamo fatto il teatro a Mevito, poi il teatro a Napoli, il 2000. Il teatro 2000 era una sede importante per un artista. Arrivare al teatro 2000 a Napoli è come arrivare per una persona che fa lirica al San Carlo di Napoli. E mi ricordo che dovevamo fare 5 giorni, dovevamo fare martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 6 giorni e domenica, e dovevamo finire. Ma siccome che fu un grande successo, io mi ricordo la parola che mi disse il direttore artistico: ci sarà la rientrée, e che è stata rientrée? La rientrée sarebbe di o continuare lo spettacolo o di staccarlo, perché c'erano altri cartelloni dopo di me, e poi ritornare su quella zona. E ritornammo lì dopo 20 giorni a fare ancora 6 giorni. Poi facemmo Catania, Teatro San Giorgi, sempre con l'amico toscano Luigi, che si comprava gli spettacoli di Franco Moreno e altri. Poi andammo a Paternò, poi andammo a Ragusa, Siracusa, poi andammo a Gela, andammo a altri paesi, Trapani, e altri paesi siciliani, Messina, e poi ancora il nord Italia. E che vuol dire a fa? Là, mentre si faceva la sceneggiata, diventavamo vecchi, perché era tutto il periodo invernale, e c'era una bella compagnia, ma non mi ricordo tutti i nomi, per cui non ne faccio uno, altrimenti si piglia con le renate. E poi da questa grande sceneggiata, questo grande boom, e io mi comprai quell'appartamentino, un giorno mi trovai a casa mia, e Cavenubel, il signor Nini Grassia, che è ben morto. Era un regista che ha fatto tutti i film quasi napoletani, quelli di Merola, di Trevi, di D'Angelo, e lui venne con il signor Vergara, che era un commerciante, non lo so se lo è ancora, di pellicce, e vengono a casa mia e mi propongono di fare questo film, l'anniversario. Siccome sempre con Vincenzo Agrillo avevamo un'agenda per l'anniversario, avevamo segnato nell'agenda 650 date da fare, tra matrimoni, comunioni, feste di piazza, e poi avevamo 45 serate in teatro, per cui era un macello. Quando venne il signor Nini Grassia mi disse: io voglio fare il film l'anniversario, poi faremo quello che ha detto Federico Canni, Un soldato innamorato, e forse c'è in lista pure Un zampugnare innamorato. Perché non iniziamo a fare l'anniversario? Io dissi: fammi vedere questo signore dove vuole arrivare. E gli dissi: vabbè, ma se facciamo il film, il cast chi sarà? Dice: la prima attrice sarà la figlia di Stefania Sandrelli, il primo attore sarà Franco Nero, i comici saranno Bombolo e Cannavale, e poi altri attori. Però se noi chiudiamo il contratto
sentitemi con attenzione che questo è importante, mi raccomando, fate mi piace, mi piace, mi piace. Se chiudiamo il contratto, tu forse non lo sai, ma per far diventare una curiosità umana mi serve uno scoop. E dico, che scoop ti serve? Pensate che io già avevo 2 figli in questo periodo, una ragazza di 10 anni e un bambino di 8 anni, e mi dice, noi facciamo in questa maniera, se tu mi chiudi il contratto, tu devi andare a Mergellina con la tua macchina e ti devi incontrare con la figlia di Stefania Sandrelli, vi date un bacio sulle labbra, io faccio scattare delle foto e mettiamo sui giornali di Napoli che Franco Moreno e la figlia della Sandrelli si vanno bene, apriti cielo, perché poi il cantante napoletano non è come il cantante italiano, no, qua ci sta c'era o c'è ancora una mentalità molto molto retro. Apriti cielo, questa cosa non è andata in porta, prima per questo scoop che io dissi no, attenzione, io ho una figlia di 10 anni per cui rispetto, e poi perché dovrei fare questo macello per fare un film? Se il film va bene, se non va bene, non va bene. No, non mi piacciono queste cose. E il film non fu fatto. Da questo non fu fatto neppure Usurdate innamorate e non fu fatto nemmanco Usampugnare innamorate. Poi sono stati fatti, non so da chi l'ha fatto, eccetera. Ma non sto a parlare di questo, è quello che succede nella vita. E poi, mentre che si faceva sempre questa storia, si parlava di questo film, mi fanno ancora una proposta. Dice Franco, allora, non il signor Nini Grassia però, mi chiamò la Visco Disc e mi disse, Franco Moreno, c'è la Rai, tu devi fare un passaggio in Rai. Rai 1, non per niente, 1985. Maestro, che devo fare? Però non devi cantare l'anniversario, perché l'anniversario oramai è andata. Mi devi cantare un'altra canzone. E io mi presentai alla Rai 1 in un programma di Pino Moris che si chiama ancora oggi, che si faceva prima che lui morisse, si chiamava Napoli prima e dopo. E in questo programma c'erano dei grossissimi cantanti napoletani, però non si faceva nella Sorrisa, ma si faceva per la strada. E io questa canzone, questa qua, io l'ho cantata in una barchetta mezza margellina, in un mare a margelline, per cui ora ve la faccio ascoltare, e la canzone si chiama Annarella, e la canzone è di Vincenzo Agrillo, Carmine La Fortezza. Ascoltatela, ma arrivano un sacco di messaggi, ma come si fa a leggere? Vai! Fidanzati per 3 anni su per giù, eri dolce e appassionata, mi chiamavi il tuo ciuciu. Finché Bertolo filava non ci stava tabù, ma qua sorte m'ha lasciata pure tu. Se a bordo non scendeva, se a sorte non girava, non me lasciava, stiva ancora a me passare. Io però me l'aspettavo, che noi ora non ti perdeva, non appena tu trovavi la tua culla per spennare. Quando tu te ne sei chiuso, andremo son cazzate, ma qua breve è passata, penso solo a me spassare. Mi ricordo che un bel giorno mi dicesti io vado giù, faccio presto, vado e torno, ma non si torna di più. Tutto insieme all'improvviso scompariste da città, senza dare un preavviso, ma sapeste scattare. Se a bordo non scendeva, se a sorte non girava, non me lasciava, stiva ancora a me passare. Io però me l'aspettavo, che noi ora non ti perdeva, non appena tu trovavi la tua
ma qua breve mi è passata, penso solo a me spassare. Allora, benissimo, e questa qui era una canzone che ho presentato a Rai 1 1985. Ragazzi, io devo mandare dei saluti pure per il mio direttore artistico che ci segue da lontano, il direttore artistico Salvatore Architravo e poi chiaramente la regia di Katia. Però devo salutare pure all'amico Paolo D'Alterio e Gianluca Morgan, e poi mando un saluto a tutti gli Stati Uniti d'America, a Ciao USA, TV Italy e TV Io Tievo. Un bacio a Joe Barone. Joe Barone, ti voglio bene, grazie per quello che stai facendo per la canzone napoletana. E poi voglio dire a tutti, condividete ancora perché c'è ancora da dire, e fate sempre mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi raccomando mi piace. Allora, adesso da questo signor La Fortezza Grillo passiamo un attimino al signor buonanima Felice Genta, un grande autore, che mi propose una bella canzone che si chiama Sona Paziella. Sona Paziella, se la puoi già preparare? Sì, sì, già è preparata. Sona Paziella, che fu scritta da Vincenzo Agrillo e musicata da Gennaro Ricci. Questa canzone Sona Paziella ha fatto un grande successo a Roma, in una radio che all'epoca si chiamava, perché non c'è più adesso, Radio Chez Noir, sarebbe Radio Gatto Nero, che stava a Roma e faceva delle serate lì, e non vi dica, noi facevamo Napoli, Roma, Roma, Napoli, Roma, Palermo, Palermo, Stoccardo, Stoccardo, Francoforte, Francoforte, Liegi, Liegi, Marsiglia, cioè eravamo proprio dei nomadi, non per offendere ai nomadi, per l'amor di Dio, però diciamo eravamo camperisti, volavamo per il mondo. E questa canzone a Roma ha spopolato a Roma, e io ho fatto là delle serate meravigliosissime con Radio Chez Noir, che non mi ricordo il nome della persona, ve la faccio ascoltare, e la canzone si intitola Sona Paziella. Gli autori sono Vincenzo Agrillo, Felice Genta. Prego regia. Ecco, mi è arrivato un messaggio, Sabino di Radio Chez Noir. Ciao Sabino, ti voglio bene. E un bacio a tutta la famiglia Toscano e la pescheria a Catania. Un bacio a tutta Palermo.
grazia con cuore mio, ti spassa e ti divierta a tormentare sta vita mia. Me lascia e mi viene, mi torna alla strada, mi va sempre a mi torna a casa. Così ci fare te me, e resta una pazienza umana a te. Eccole qua. Allora mi raccomando ragazzi, fate mi piace, mi piace, mi piace, quanto più mi piace fate meglio è, perché si allungano i tempi della diretta. Allora ragazzi, vi volevo dire che l'amico Sabino di Radio Chez Noir sta ancora qua in diretta con noi. Poi in diretta con me c'è l'amico Blandamura da Catania, mando un bacio a Maria Cummarell e poi un bacio a Cetta Panetter. Un bacio, Un bacio. Allora adesso siamo arrivati, ecco, con una canzone che si chiama 13 anni. Questa canzone 13 anni è nata proprio in un teatro a Roma, mentre facevamo uno spettacolo con Sabino di Radio Chez Noir, che c'era una ragazzina che raccontava alla mamma che lei si era innamorato di un uomo di 40 anni. E questa mamma mi raccontò la storia. Dice, sai Franco, a me che mi succede? Che poi è una signora napoletana che stava a Roma. Sai, si parlava nel mentre si pigliava un caffè, iniziava lo spettacolo, e dice, sai, mia figlia così si è innamorato di un uomo molto più grande, 13 anni. Dico, ma 13 anni è una bambina. Io avevo una bambina, una figlia di 10 anni, e sta cosa mi fece un po' che innervosire. Dico, ma come si permette? Dice, no, ma quello lui non sa niente, è platonica la cosa. E allora mi venne in mente di dirci questa storia al maestro Vincenzo Agrillo. Mi dice, ma tu hai capito che mi ha raccontato questa signora? Così. Certo mi dice, vogliamo fare una bella canzone con Pastaco, e iniziò a fare questa canzone. Questa canzone però è stata scritta da Vincenzo Agrillo, da imparato, e dal maestro l'ha musicato poi, musicato vuol dire fatto il motivo, il maestro Carmine La Fortezza. La canzone si chiama 13 anni, la regia la prepara, Si è già preparata, perché poi deve andare nel come si chiama? nel particolare. Nella biblioteca. 13 anni, ascoltatela. Intitolata Amore, un libro che sta storia, però una prefazione dice che ingenuità tiene solo 13 anni, non si può parlare d'amore, ma carezze, cerchi vase, si carannale sempre più, e mo fai sentire scemo, che sto cuore innamorato, che non sa fa l'amore, come vai a trovare tu? L'esperienza m'ha imparato, che tu fai perché mi vuoi, sarò vecchio ed hai ragione, e per questo non si può. Tu sei ancora una guaglione, tieni solo 13 anni, non lo faccio sto peccato, 13 anni tieni tu. Siccome non tu sai che un cuore non fa storia,
Allora, un bacio a Nicola Cannata, un bacio al mio compare Lello Blandamura da Taranto. E poi voglio dire, la canzone fu scritta da Pasquale Imparato, non Vincenzo, scusatemi, Vincenzo Arillo e Carmine La Fortezza. Adesso invece c'è un'altra bella novità. Voi vi ricordate Fortuna Robustelli? Fortuna Robustelli, una cantante che è fortissima, era la prima attrice nei teatri con Nino D'Angelo. Siccome che c'era il papà, che io gli piacevo tantissimo come cantavo, dicevo Franco, ma che bella voce che tiene, sai, mi farebbe piacere fare una canzone così, colà, nel parlare, perché poi all'epoca c'era la famosa galleria, ragazzi, però stiamo scendendo, saliamo, Mi piace, e poi mi piace, mi piace. mi piace, mi piace, fate mi piace, mi servono i mi piace perché mi allungano i tempi della diretta. Un bacio anche da Tunisi. Un bacio pure in Argentina, agli amici che stanno in Argentina. E poi alla protezione civile di Umbertone Protezione Civile. Un bacio, ragazzi, un bacio, che siete forti. E voi ritenetevi tutti salutati, E mi disse Franco, ti voglio fare un bel regalo, ti ho fatto una bella canzone. E mi diede una canzone che si chiama Come un sogno. Lui l'ha scritta, il signor Robustelli, il papà di Fortuna Robustelli, alla quale saluto Fortuna Robustelli e a tutta la sua famiglia. E poi c'era il grande maestro Vincenzo Guida, non Enzo Guida, il presentatore che purtroppo non c'è più, ma Vincenzo Guida, un altro grande compositore. E mi diedero questa canzone. E con questa canzone gli innamorati sognavano. Mi dicevano Franco, mi fai sentire come un sogno. La dovevo cantare in tutte le serate che facevo. La regia è pronta? Sì, già è pronta. Un saluto alla direzione di Salvatore Architravo. Un bacio, Salvatore. Ciao, un bacio ad Alterio e Gianluca Morgan. Da capo. Da Tanto, capo. perché già è iniziato. No, già iniziato. Un bacio agli Stati Uniti d'America, Germania, Francia, Vieggi, New Jersey. Tentava sempre di togliere bene, ma l'emozione faceva attaccare la lingua incolata non fa parlare. È come un sogno ricordato, vagamente frastornato, senza dirti una parola, mi trovai a abbracciarti. Ciao Mariano, ciao. Non credevo, mi sembrava di sognare, che vicino a te dormevo, pago di felicità. Ma sto sogno che è durato tanto tempo, ma è venuto, solo mo faccio capire che tu non vuoi bene a me. È come un sogno tu sei stato, ti ho scacciato dalla mente, senza avere alcun rimpianto, siamo su scordate te. Un bacio a Oscar Di Maio, ciao Oscar. Bacio. Ero bene, non credevo, mi sembrava di sognare, che vicino a te dormevo, pago di felicità. Ma sto sogno che è durato tanto tempo, ma è venuto, solo mo faccio capire che tu non vuoi bene a me. È come
Chiama su oscurità di te. Allora, un bacione a tutti gli amici di Bagheria Sicilia e poi un bacio agli amici di Cassino e Mondunar, mi ricordo io, tempo fa. Allora ragazzi, datemi 2 minuti perché devo salutare a tutti voi che mi state scrivendo. Grande e guagliuna alla grande. E guagliù alla grande. Ah, e guagliù. Allora, Pasquale Lino Ferrara, Savio Cavallo, Mimmo Taurino, Lino Tozzi, Alberto Selli, Anna Russano, Sciosciò 48, Stefano Paticola, Maria Musumeci e poi a Pasquale da Cerra con il fratello Gennaro, Pasquale da Marcianise e poi per il direttore artistico Salvatore Architravo, faccio la voce da direttore. Un bacio Salvatore, un bacio Angela. E poi un salutone all'amico mio grande compare Lello Blandamura, grande artista che canta bene. E poi voglio salutare a Paolo D'Alterio, Gianluca Morgan, al signor José Barone che trasmette da New York, Los Angeles e New Jersey sulle emittenti americane, per cui un bacio a tutti gli Stati Uniti d'America con una pronta guarigione a tutti coloro che sono stati colpiti da questo virus e che il Signore ci benedica a tutti, americani, indiani, polacchi, francesi, tutti. Deve finire questa storia, non ce la facciamo più. E poi le televisioni che saluto: ciao USA da Franco Moreno, ciao a TV Italy e ciao a TV Io Tievo, che trasmettono dall'America, tutti e tre, va bene? E questo è grazie all'amico Gianluca Morgan e Paolo D'Alterio. Paolo, sei un grande poeta, Paolo. Poi vi faccio ascoltare le canzoni che mi ha dato pure Paolo D'Alterio, perché Paolo D'Alterio è un autore che ha iniziato con me. Lui tutto si metteva in scuola, sai, mi mandò la cassetta per il papà e io andai fino a casa sua perché volevo conoscere questo talento, perché io che venivo dal nulla, da un illustre sconosciuto, lui era un illustre sconosciuto, certi poi ci volevamo illustre sconosciuto, tutti e due, a così a parare mai uguale. L'hai trovato? Sì. Sì. Ti cerco bene, giusto? Aspetta però. Ok. Allora, io adesso vi faccio ascoltare un'altra bella canzone che si chiama Ti cerco bene e questa qua faceva parte sempre del disco Franco Moreno, l'anniversario. Voglio dirvi sempre che il disco fu inciso alla Visco Disco e poi fu musicato dal maestro Augusto Visco, suonato dai musicisti batteria, basso eccetera, i violini della Scarlatto di Napoli, del San Carlo di Napoli, primo violino era sempre il maestro Fuiano, con la bella collaborazione della signora dei 4+4 di Nora Orlandi. Canta Franco Moreno, ascoltatela. Ti cerco bene. Cavasa non c'era che ancora che bene non tiene, che amore sei tu, che amore sei tu. Io mi innamoro e tu niente, niente tu fai per st'amore, che soffre per te, che amore per te. Come si può campare sempre così? Tu sempre stessa, io sempre pazzesca. Come volesse far cagnare sta scena per te vedere soffrire una volta a te. Un bacio a Maria Concetta Corradino, ciao zia. Tenere un cuore Un bacio pure a Piero Scelta. bene amore che fa te. Tu non ne puoi capire
una vita di rosette solo per farmi rispetto che fama sei tu che male fai tu io sto chiagnendo e tu ridi tu te ne ridi st'amore che soffre per te che amore per te come volesse fare cagna sta scena per te vedere soffrire una volta a te non si fa male a chiedere un cuore e sapo bene amore che vode tu non mi puoi capire tutte ste cose se senza cuore non ti può cagnare. Allora, ragazzi, fatemi fare un poco di saluti e adesso vi invito un attimino, se mi potete mandare i messaggi, perché io vorrei fare qualcosa che a voi vi fa piacere. Capisco, forse questa storia vi piace di ascoltare, perché poi domani saremmo arrivato al disco Avvelenam, sarebbe il quinto disco della carriera di Franco Moreno. Però io volevo fare così, domani sera volevo fare un'oretta di canzoni a richieste, che voi me le richiedete e io ve le inserisco. Se voi siete d'accordo, ditemi sì o no. Scrivete soltanto sì o no, va bene? Che in modo mi regolo io se devo fare le dirette a richiesta oppure posso fare un giorno sì e un giorno con la storia, ok? Fatemi sapere, scrivetemi storia sì oppure no, canzoni a richieste. Vediamo un pochettino. Un saluto a Francesco Linaris, Teresa Orefice e Rosaria Bruna. Allora, io voglio innanzitutto ringraziare Paolo D'Alterio, questo grande autore, che poi vi farò vedere le canzoni che mi ha dato, che sono bellissime. Ce n'è una che fece un grande successo. Al signor Gianluca Morgan, poi saluto al signor Josep chi è? Chi è? Gio Barone che trasmette dall'America in 3 emittenti da New York, Los Angeles e New Jersey. Le televisioni si chiamano Ciao USA, TV Italy e TV Io Tievo. Io vi ringrazio che mi mandate in diretta su queste belle emittenti americane. E poi voglio dirvi che Morgan TV è attiva, sta iniziando a trasmettere un'altra volta, i canali sono accesi. E poi voglio ringraziare Salvatore Architravo, che mi dà sempre una mano dall'altra parte come regia, perché che poi mette... Allora, le tue canzoni sono bellissime, anche la tua storia. Voglio sapere se domani sera volete le canzoni a richiesta o volete la storia. Un po' dicono storia, un po' delle richieste. Sì, canzoni a richiesta, storia sì. Dobbiamo valutare ora queste persone. Sei grande. Storia sì, canzone a richiesta. Storia sì. Ciao Franco, un bacio. Sì. Poi vediamo, saluti a Toni Miranda. Ciao Tonino. Un bacio a Toni Miranda, a Scioscio 48. E a Cristian, un bacio. Un bacio, Cristian Mirante. E poi ci saluto al mio grande amico Savio Cavallo, che ci sentiamo tutte le mattine e ci sfughiamo un coppo telefonine. Un bacio anche a mio zio Baffone da Novara. Ciao Baffone, Nico Caterino. Allora, io devo salutare pure a queste persone che poi ci salutare il mio compagno mio, Anillo Panzaruttare. Buoni. Anillo Panzaruttare in coppa cappella. Là c'avevo 8 anni, perché poi certi passaggi non li ho messi, perché sennò quando non ce la fai più.
Anillo Panzaruttare, quando io portavo le bombole, quando Renato delle bombole chiudeva, oppure Romana, in coppa all'Ummetel, io andavo da Anillo Panzaruttare, poi mettevo in due triciclo, lui vendeva i panzarotti e io indacchi il microfono, si diceva qua 10 rotoli di carta igienica pagate solo 1000 lire. E io cantavo, ma la compagna mia, ma la catena, mi fatti schiavete, ma io ti perdono. E poi mangiava panzarotti e zuppurelle. Ciao Aniello, ti voglio bene a te, tua madre, tuo padre e tutta la tua bella famiglia. E grazie per tutti i panzarotti che mangiate. Un bacio. Allora, devo salutare Lino Ferrara, Savio Cavallo, Mimmo Taurino, Lino Tozzi, Alberto Selli, Anna Russani, Sciosciò 48, Stefano Patricola, ti voglio bene e che il Signore ti benedica sempre a te e a tutti noi. Maria Musumeci da Paternò, Pasquale da Cerra, Pasquale da Marcianise, Salvatore Architravo, grande direttore. Buonasera direttore. Lello Blandamura da Taranto, Maria Spina, e voglio salutare al mio grande amico Franco Toscano da Catania. Ti saluto a te e a tutta la pescheria, a tutta Catania. Poi mando un bacio a Piero Cannata, a tutta la famiglia Cannata. Un bacio. E voglio dirvi che stasera, verso le 9, sintonizzatevi su un canale che si chiama Radio Palermo Piduzzo, perché Piduzzo lui trasmette in diretta tutte le canzoni napoletane ed è una persona un massimo. E a richiesta. È a richiesta lì, mi raccomando, richiedete le canzoni napoletane a Radio Palermo Piduzzo. Piduzzo è grande, Paolo D'Alterio, per me è un onore aver scritto per voi. E grazie Paolo, sei un grande, ma sicuramente faremo altre canzoni e te. Allora io vi saluto, voglio ringraziare Gio Barone, voglio ringraziare Ciao USA, TV Italy, TV Io Tievo da New York, Los Angeles e New Jersey. Voglio salutare gli amici dalla Germania, voglio salutare... Aspetta, il signor Rosario Bruno. Rosario Bruno, un mio grande amico da Melito. Rosa, stamattina mi dice Melito paese mio, ma ci create. Maestro Moreno, un grosso abbraccio affettuoso a voi e alla vostra signora Katia. Grazie Buonasera. Rosario. E grazie a te Rosario, che hai fatto tanto in un momento triste di questo coronavirus per la gente che ne aveva bisogno. Una bella persona comunque. E voglio ringraziare a te, Rosario Bruno, voglio ringraziare all'amico Barbieri di Sant'Antimo, voglio ringraziare a Pino Grazioli, voglio ringraziare a tutte le persone, amici miei, che io con una telefonata mi sono permesso di fare qualcosa per chi ne ha bisogno. Mando un bacio a quella signora di Grumo Nevano che gli volevano togliere i bambini e io ho fatto una guerra mondiale, sono stato pure denunciato, poi dopo il virus siamo a favore che è stata causa, tanto io faccio collezioni. E poi saluto a tutti quelli che ne hanno ancora bisogno, con un bacione grande, e che il Signore vi possa benedire a tutti, perché io capisco cosa vuol dire quando manca un pacco di biscotto per i figli in una dispensa. Per cui se qualcuno ha qualche pacco di biscotto in più, chiamate le persone che fanno beneficenza, loro li porteranno loro a casa di queste persone che ne hanno bisogno, perché ricordatevi che Dio dice meglio donare che avere, perché avere è facile, donare è molto molto difficile. E poi ricordiamoci che quando finisce questo virus, che su questa terra, su questo pianeta siamo ospiti, non siamo padroni. Io stamattina sono sceso, mi sono fatto un giro per andare a comprare delle mie cose, non ho trovato un pezzo di carta a terra, non ho trovato una busta di spazzatura a terra. Ha detto, ma come i cani e i gatti non sporcano? Mamma mia, era pulitissimo. Siamo noi, gli animali non sono animali, siamo noi che sporchiamo questo pianeta. E poi qualcuno dice, ma questa è una cosa che ci ha mandato Dio, ma quando mai? Dio ci ha creati con amore, non ci vuole ammazzare, sarà qualche altro nemico che ci vuole ammazzare, perciò sarà sceso sulla terra. Per cui diamoci il cuore a Dio
mettiamoci con Dio e rispettiamo il pianeta, perché noi siamo ospiti, non siamo padroni della terra. Pure un mozione di sigarette, ma ti mangiano andare a busticina e portare a mangiare a casa, perché altrimenti se adesso ci hanno chiuso in casa, quando sarà ci chiudono in te bar a tutti quanti, ok? E noi ci abbiamo i nipoti, i figli, amiamoci e vogliamoci bene e che il Signore vi benedica a tutti. Era sfugato. Non me Hai fatto ne bene. hai Ci fatto vediamo bene. domani sera. Buonasera, un bacio a Franco anche, a tuo fratello, Un bacio a mio fratello Franco Sereno, a tua sorella, a mia sorella Geppina, a Raffaele, a tutti, a mia nipote Franca Flagello, e il marito a mia- Stalking o con le Sto- tue canzoni. Franco, Stalking, Franco Mele, Stalking, Franco Mele. Ciao, un bacio a tutti Un ragazzi. bacio. Ritenetevi tutti salutati perché vi amo tutti. Mua, un bacio, ciao. Non ci credeva e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E tinta niente tu mi hai cagnato la vita, ma vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quando amore sta amore ce l'ha. Sì, ma coppia più bella del mondo e mai niente ci può separare. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia d'oia, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento Un bacio a Maria Teresa Gravino, un bacio a te tuo padre, a tutta la tua famiglia. amarata via. Ciao Maria Spina, Maria. Rosario Moniello. E grazie a te perché mi hai regalato a te dei suoni. Ogni carezza è un'emozione nuova, coppa sta bella per me. L'inte vase che dai mi fai crescere te e sto cuore ti va sempre più. Ci mancammo si stiamo lontani, non potremmo restare senza noi. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più. Ragazzi, vi aspetto domani sera, mi raccomando, domani sera alle 6:30, perché dobbiamo spostare di un'ora, ok? Alle 6:30 domani sera, alle 18:30, tutti in diretta, facciamo richieste a canzoni a quintali, ok? Un bacio, ciao famiglia Toscano, un bacio. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni miei. Un bacio a Stefano Rinaldi del Mega Vivaio, il vivaio che fa rinascere i vostri giardini. Mua, ciao! Sento con la libertà, tu sei Mi raccomando, fate mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, vai! la vita mia, non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni miei. Ragazzi, io vi saluto a tutti e ci vediamo domani sera alle 18:30, non più alle 5:30 ma alle 6:30, per motivi di orario, per spostare un po' gli orari per l'America, ok? Io domani sera vi faccio un programma a canzoni a richieste, per cui tutte le richieste, quello che riesco a fare, tutto quello che mi richiedete io inserisco le canzoni, ok? Qualche domanda che mi volete fare, però corti messaggi, perché altrimenti non ce la facciamo.
Un bacio a tutti e grazie per avermi sopportato. Ciao. Un bacio, buonasera.